Settima e conclusiva il Memorial Alberto Ghini. Sono rimaste in 10 femmine di 3 anni al via. 1 Cora Indal, 3 Cora Pet, 4 Carioca Lakshmi, 5 Cassandra Rock, 6 Capunca, 7 Chanel dei Veltri, 8 Cleo Horse, 9 Copacabana Mark, 10 Circe del Ronco, 11 Capitanaz. Allineamento completato e autostart che va per lasciarle. Veloce Carioca Lakshmi che cerca di andare davanti nei confronti di Cora Pet e Cora Indal, la quale rientra lungo i birilli ad imboccare la prima curva. In vantaggio Cora Indal nei confronti di Cora Pet, all'esterno Carioca Lakshmi che cerca posto lungo i birilli, avanza così in maniera più decisa. In terza corsia Capunca che aggira il gruppo e va a portarsi allo scoperto dopo 400 metri di corsa che la battistrada passa in 29,7. In vantaggio Cora Indal nei confronti di Cora Pet, di Capunca all'esterno. Lungo i birilli c'è Copacabana Mark che partiva molto bene dalla seconda fila. La seconda pariglia esterna è andata a farla Carioca Lakshmi che era rimasta scoperta all'inizio, ha trovato una schiena. La terza pariglia al largo è quella della favorita Chanel dei Veltri che chiude lungo la corda Cassandra Rock. Davanti alle tribune un parziale tranquillo, 31,2 questi 400 metri per la leader Cora Indal che conduce il gruppo verso il primo chilometro. Tende a muovere in terza ruota Chanel dei Veltri che si scopre ora a lato di Carioca Lakshmi e tenta la puntata in avanti. Il chilometro è passato in 1,16,6 da Cora Indal che è in vantaggio, si trascina Cora Pet, cala al largo Capunca, arriva di spunto deciso Chanel dei Veltri che va all'attacco della leader Cora Indal, la mette sotto pressione a 400 metri dalla conclusione, ribatte l'avversaria che cerca di ripartire anche con l'ausilio della curva, 14,5 di là. A Chanel dei Veltri ha preso mezza lunghezza l'avversaria che cerca di riorganizzarsi sul passo. Lungo la corda è sempre ancora Cora Pet, poi gli altri che cercano di avvicinarsi con l'ultima curva passata in 15,1 da Chanel dei Veltri che attacca e passa nei confronti di Cora Indal. Si unisce alla lotta anche Circe del Ronco, lungo la corda Cora Pet e Cassandra Rock, ma Chanel dei Veltri ha chiuso la partita, vince facile nei confronti di Cora Indal. Al terzo Cora Pet. 2 minuti e 3 decimi il totale, 1:15,4 il ragguaglio cronometrico, 14,3 la retta d'arrivo, 600 metri conclusivi di ottima fattura, quelli di Chanel dei Veltri che porta a casa il successo. Roberto Vecchione, il team Elert, la scuderia Cry Bread, proprietaria della figlia di Varen e Alfa Khan, che porta a casa il successo nei confronti di Cora Indal e di Cora Pet. Questo è l'ordine d'arrivo molto probabile della settima e conclusiva dal Savio di Cesena. Stefano Zanirato augura a tutti la più cordiale buonanotte.